Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Buon inizio di serata da Verona, dalle piscine Montebianco, dove tra poco scenderanno in vasca le atlete della CSS Verona, pronte per sfidare nella 10ª giornata di campionato, prima del girone di ritorno, il Bogliasco Bene 1951. Una serata di sport tutta da raccontare qui su Avelia HD e dunque grazie, buon lavoro ad Andrea Colognese in regia, Gianni Patuzzo, Alex Veronese alle camere e una buona serata da Alessandro Fedrigotti e Giovanni Polo. Un saluto speciale anche a Francesca Cressoni in zona mista oggi nella parte finale della nostra diretta qui dalle piscine Montebianco. Saluti come sempre a chi ci segue da tutto il mondo, da varie parti per la pallanuoto di A1. Saluti a chi segue la sua squadra in trasferta dalla Liguria, saluti a tutta Italia, a tutta Europa. Qui con Avelia HD alle piscine Montebianco, prima giornata di ritorno, dicevamo che ci si propone dopo un rientro vittorioso sabato scorso proprio qui a Verona e che è il preludio poi, Giovanni, di un altro lungo periodo di stop che ci condurrà con la 1 fino alla primavera, poiché la prossima partita, la seconda, sarà il 21 marzo. Leggiamo velocemente le formazioni che si sfideranno oggi in acqua. CSS Verona, Calotta numero 1, Nigro Divina, 2, Bartolini Giulia, 3, Peroni Giorgia, 4, Marchetti Mariam, 5, Borga Elena, 6, Alogbo Cristina, 7, Braga Ines, 8, Perna Veronica, 9, Sbruzzi Vittoria, 10, Capitan Prandini Giorgia, 11, Esposito Adele, 12, Carotenuto Giulia, 13, Castagnini Eleonora, Le Guida, Giovanni Zaccaria. Bogliasco Bene 1951, Calotta numero 1 per Lara Carlotta, 2 Cocchiere Teresa, 3 Rainer Johanna, 4 Cuzzupe Giulia, 5 Mauceri Alessia, 6 Millo Giulia, 7 Santinelli Giulia, 8 Rogondino Rosa, 9 Mori Emanuela, 10 Criscuolo Claudia, 11 Whiteleg Rachel Taraina, 12 Criscuolo Sonia, 13 Falconi Elena. Accompagna le ragazze liguri Mario Sinatra. Giovanni, ripartiamo da sabato scorso, una bella vittoria della CSS qui alle Montebianco. Sì, senza dubbio, anche perché si ripartiva dopo un mese e mezzo di stop, anche se è stato un mese e mezzo di stop solo di campionato. In realtà le ragazze si sono ovviamente sempre allenate e hanno giocato e disputato diverse amichevoli tra squadre di alto livello, quindi si sono sempre tenute belle sul pezzo, diciamo così. Ricordiamo la vittoria nella prestazione
in Portogallo, a Porto, Verissimo. e poi tante amichevoli, Trieste, Milano e anche Ancona. Si è giocato molto, infatti, anche perché la pausa è durata moltissimo, quindi bisognava ripartire molto preparate, e sabato scorso ci hanno dato prova di essere assolutamente sintonizzate sul canale e sulla frequenza giusta, perché hanno dato una bellissima prova di squadra, di carattere, una bellissima vittoria contro Firenze settimana scorsa. Giovanni, è l'ultima delle partite di questa 10ª giornata, dunque durante questa sfida veronese Esatto. avremo i risultati finali delle altre vasche. Andando così a scorrere un po' quella che è la giornata di oggi, abbiamo avuto l'anticipo del 4 di febbraio in cui Orizzonte ha regolato fuori casa il Milano per 22-10, e poi quest'oggi Pallanuoto Trieste SIS Roma alle 18, a Firenze Rarinantes Florenzia Velanuoto Ancona, a Rapallo Pallanuoto Plebiscito Padova, e appunto alle 19:30 l'ultima di questa 10ª di campionato. Giovanni, ci vuoi dare lettura invece della classifica? Sì, allora sappiamo anche che la partita Roma-Trieste è finita 17-5 per Roma, e in questo momento, per i risultati, con i risultati che abbiamo, la CSS Verona è sesta a 15 punti, a pari merito con Rapallo che giocherà contro Padova, quindi che sta giocando probabilmente contro Padova, sta anche finendo la partita, quindi sarà molto ostica la partita di Rapallo, quindi non si sa mai, cerchiamo di giocare al meglio questa partita per portare a casa 3 punti importantissimi, e poi a fine serata facciamo tutti i conti del caso. E mentre la regia di Avellia ci propone degli spalti sempre corredati del bandierone della CSS e poi di tutte le bandiere del caso, da una parte e dall'altra le ragazze di Sinatra e di Zaccaria si lanciano con l'urlo che le manderà in vasca, pronte ad affrontare questi 4 quarti, e vedremo in che modo Giovanni Zaccaria avrà preparato la partita di quest'oggi, e dall'altra parte ovviamente anche Mario Sinatra come ha preparato le sue ragazze contro le scaligere. All'andata abbiamo vinto nella tosta piscina di Bogliasco, che l'anno scorso ci ha fatto penare e non poco, e quindi un inizio di campionato molto positivo per le nostre ragazze, che si stanno comunque, come possiamo dire, si stanno confermando le nostre ragazze, e speriamo che anche questa sera appunto tirino fuori una bella prova di squadra. Vistoso tape per Giulia Carotenuto, vice capitana della CSS Verona, che gioca tape di colore leggermente diverso, e sulla spalla per Veronica Perna che peraltro compierà tra pochi giorni anche gli anni. Benissimo, le faremo tanti auguri. Bogliasco bene ha nelle sue realizzatrici da tenere sott'occhio sicuramente Giulia Millo, 16 gol fino ad oggi. CSS Verona con una super Giulia Bartolini, andata molte volte a segno nella scorsa giornata anche grazie a tanti rigori. Intanto gli arbitri di quest'oggi salutano i rispettivi allenatori, e tutto sembra essere pronto quando la palla un po' alla volta sta procedendo verso il centro vasca, adesso prontamente ripreso dalla regia di Avellia HD. Giulia Bartolini pone il pallone in mezzo alla vasca e si riempiono, Giovanni, sempre di più le tribune qui alle piscine Montebianco. Sì, non aiuta molto questo calendario, anche se era inevitabile che fosse così inframmezzato purtroppo per i vari eventi sportivi delle nazionali e delle squadre maggiori, però queste due partite, poi un altro stop, ovviamente rende la vita difficile anche ai tifosi, che si devono organizzare per bene seguendo il calendario passo a passo, perché spesso ci sono dei bei buchi temporali tra una parte e l'altra. Comunque pronti a partire. Ricciotti e Scillato, i direttori di gara quest'oggi, mani per loro quasi alzate, dunque mancano veramente pochissimi secondi. E quindi prende il via ora, vediamo chi per prima arriverà sulla sfera gialla. È la CSS Verona, che per un attimo sembrava essersi aggiudicata il primo possesso palla, che invece finisce nelle mani del Bogliasco Bene. Parte centrale della vasca, buona la difesa, una buona difesa su alta, Giulia Millo che cerca la compagna, questa volta è l'altra numero 6 del Verona, Alogbo, a porre difesa. Whiteleg, vediamo il giro palla del Bogliasco cosa prevede quando mancano solo 4 secondi per andare al tiro da distante,
2 metri probabilmente. No, direttamente Si fuori la riparte palla. da Nigro. Una buona difesa del nostro Verona, che tiene le giocatrici del Bogliasco molto alte. Bartolini cerca caro tenuto. Vedremo un po' Giulia questa sera come si sentirà, perché la lesione al legamento sicuramente non è facile da gestire in uno sport come questo. Vedremo un po' come e quanto riuscirà a giocare. Indiscrezioni, peraltro Giovanni di Spogliatoio ci dicono di Gran gol di Veronica Perna, che ha tirato da 5. Sì, interrompo un attimo il commento che stavo facendo per Una deviazione. una serie di deviazioni. CSS Verona 1, Bogliasco bene 0. Dicevo Giovanni, indiscrezioni, che virus intestinale che ha colpito le giocatrici del Verona. Speriamo ovviamente che questo non infici troppo sulla prestazione sportiva veronese. Si riparte dunque dalle mani delle giocatrici del Bogliasco bene, intorno ai 10 metri. Buona ancora la difesa su Giulia Millo da parte di Perna. Un'espulsione probabilmente. E la Rogondino, vediamo cosa È uscita Elena Borg. White leg. Ancora 10 palla. secondi per andare al tiro Millo, ancora White leg ancora per Millo. Prova la calotta numero 4 di Giulia Cuzzupè, che realizza il gol del pareggio. Ottime finte, bravissima la Cuzzupè, che 3-4 finte fa di non far altro che questo, e quindi 1-1 si riparte. Si riparte dalle mani di Alogbo. Una cattura di Cocchiere. Cerca Bartolini. Intanto potete vedere dietro Bartolini alle spalle la boa Alogbo sotto una organizzata marcatura. Esposito. Perna cerca Ines Braga. Vediamo Braga, prova una palomba che vola sulla parte alta della traversa. Idea giustissima, purtroppo calibrato un pelo male. Forza Ines. Millo per Cuzzupè. 20 secondi per impostare l'azione d'attacco ligure. Ancora Millo. Dobbiamo sicuramente testare Giulia, esatto, a centro boa, perché sicuramente a farà girarsi fatica. un po' una deviazione, forse sicuramente la traversa ferma il tiro della boa del Bogliasco bene. Si riparte da Nigro per Bartolini cerca larga Braga riparte, cambio di fronte per Perna. Bello questo molto questo passaggio immediato per Mille Colori Esposito, che dopo una finta si gira e mette dentro il 2. Altro che molto da boa. 5:45 CSS Verona. Suonano anche i campanacci dei Butei e Mario Sinatra dà intanto indicazioni probabilmente a Giulia Cuzzupè. Bellissima rovesciata di Adele, molto brava. Millo, Criscuolo, molto alta la marcatura di Ines Braga. Vedete il birillo bianco e la parte centrale della vasca. Controfallo. E si riparte dalle mani di Nigro, mani della CSS Verona. Nigro nuovamente per Bartolini sotto la marcatura di Rosa Rogondino. Vediamo Bartolini cerca Braga in questa parte del campo, Giovanni, molto vicino a noi. Sì. Vediamo Alogbo di nuovo. Ha provato a guardare la porta, ma poi ha preferito darla indietro a Braga. Pochi secondi, no, 13 ancora. Esposito, vediamo Esposito, cerca Perna. Buono l'asse Esposito Perna, Giovanni. Molto si trovano molto bene, molto brave. Palla sopra la traversa. Chiedevano il tocco e quindi chiedevano i 2 metri. In realtà c'è anche un controfallo in ripartenza di Braga. Vediamo cosa riesce a fare Braga. Riesce a fare quello che solo lei può fare qui alle Montebianco. Regina Ines, terzo gol. Lascia la palla, mai la tiene perché si sente sicura e fa un gran gol col difensore che non può fare più di così perché rischia il rigore. Ines questo lo sa. Gran gol. 3 CSS,
parte l'Ines on Fire dei Buttei della CSS Verona e parte anche l'azione d'attacco del Bogliasco-Bene, ancora dalle mani di Giulia Millo. Cerca Millo, cerca la white leg sotto la marcatura di Alogbo, zona molto centrale bene della vasca, ancora una volta nella parte di campo, diciamo così, di pertinenza ligure. Millo cerca la compagna. Occhio. Questa volta la marcatura forse esagerata da parte di Bartolini, vediamo se prova da distantissimo. Mamma ci mia. prova la Millo, ma c'è Nigro. Controfallo in ripartenza anche qui, palla di nuovo a Bogliasco. Anche qui Divina appena rischiato di calare di gambe, forse un po' stanca, mi verrebbe da dire. Speriamo che si riprenda. Giulia Millo indubbiamente vuole trascinare le sue compagne, l'abbiamo vista adesso andare di corsa, o meglio velocemente a nuoto, ecco, a recuperare il pallone. Okay. Fallo sulla Cocchiere, si riparte con Bogliasco-Bene, 17 secondi per l'azione d'attacco. Vediamo ancora Cocchiere che lotta con Giochelli Peroni. Espulsione. Ancora Cocchiere, va nel pozzetto Giorgia Peroni. Millo, no scusate, la Rogondino. Criscuolo, questa è la Millo, cambiato di posizione in questa frazione di gioco. Ancora Criscuolo, prova gran e gol da punisce Mancino. Giulia Cuzzupè, Divina Gran Nigro. gol di Giulia 2 Cuzzupè, molto per bene. Bogliasco-Bene. Una, due, tre finte, due finte e un tiro, bellissimo. Difesa un po' lenta, ha fatto un po' fatica Chris a tornare su di lei. Gran gol. 4 minuti o qualcosa di meno alla fine di questo primo quarto e palla nelle mani di Maria Marchetti, la giovane Marchetti che è entrata ora nella partita. Bartolini, Giovanni scusa. Bogliasco tende a tenere il nostro attacco molto largo, anche se così rischiano una palla al centro molto spesso a Chris, che è spesso libera di ricevere palla, come in questo caso che tira una cannonata e le white leg urla in maniera liberatoria per questa difesa riuscita, diciamo così. Molto bene, molto Millo bene. avanza ancora, 20 secondi per impostare l'azione d'attacco, rientra Esposito su Millo, vediamo Esposito sulle mani, un fallo. Marchetti, vediamo cosa fa, decide di difendere. Difendiamo white molto leg. bene White leg la prima linea. a Logbo, è iniziata la sfida. Sì. 5 secondi per andare al tiro. Un'espulsione inutile, 5 secondi, che peccato. Andiamo a capire, è la Veronica Perna che va a finire nel pozzetto, uomo in più per Bogliasco-Bene, 13 secondi, lo avete visto sullo buon giro sfondo palla di questa ripresa di Aveglia. Di nuovo Cuzzupè, credo. Ancora Cuzzupè, sì, bravissimo Giovanni. Rogondino, 1-2, Cuzzupè, Rogondino, 4 secondi per andare al tiro. Esposito aumenta il pressing. Alogbo ci mette la mano e si riparte dunque dalla porta della CSS Verona con Nigro. Abbiamo preso un'espulsione un po' ingenua, 5 secondi bastava solamente essere lì e invece gli abbiamo regalati altri 20, per fortuna abbiamo difeso bene. 2:44, Bartolini. Urla avanti intanto Giulia, avanti Carlotta Giulia, Malara. eccola lì. Giulia ci prova, Bartolini, Winchester Bartolini. Palla prima sull'acqua e dopo un ottimo tiro senza come dubbio. ci offre il traversa. Diverse volte sabato scorso con questo è un tiro che le riesce tiri. molto questo. Per concretizzare Bogliasco-Bene. Siamo già dalla parte. Fallo. Non batte probabilmente. Ripartiamo. Il primo gol di questa sfida tra CSS Verona e Bogliasco-Bene. Ines Braga di qua, brava Veronica. Bartolini, Braga è libera alla destra, eccola servita in questo momento. Marian Marchetti, vediamo cosa prova a inventare, ci prova Ines Braga, quarto gol CSS Verona, secondo per lei in tabellino. Palla addosso al portiere probabilmente, grande astuzia di Ines Braga qui, che tira sul primo palo, il portiere era pronto ad andare sul secondo e Carlotta Malara, che vedere la palla entrare per il quarto gol veronese quando manca 1:50 alla fine di questo primo quarto. Brava Ines, davvero. Intanto rientra a prendere un po' di fiato Chris Alogbo e la vedete fa un po'
di riscaldamento Giorgia Prandini, Capitan Prandini, che ha fatto molto bene pure lei sabato Settimana scorsa, con sì, un gran verissimo. gol peraltro Una grande rovesciata. in quell'11-3, insomma, che ha fatto vedere molte belle cose da parte del Verona. Whiteleg sotto la marcatura di Prandini, Millo, e anche la sfida Millo-Perna quest'oggi sarà molto importante. Sì, senza dubbio. Millo avanza, cerca la compagna che si libera. Tra l'altro Bene, costume Teresa praticamente Cocchiere. slacciato. L'arbitro dovrebbe intervenire perché può diventare pericoloso e anche molto scomodo. Braga, avanza il motoscafo portoghese, Marian Marchetti, È quasi una riceve doppia Borg, è centro. entrata doppio centro sì con Marchetti e Eccoli, Prandini. vai Ecco Marian. la cercata Marchetti, Palla. No, marcatura allegra, si riparte. Marchetti cerca Prandini ma era alle prese con la Whiteleg e quindi sì. palla di nuovo nelle mani di Malara. Ultimo giro di lancette. Un'espulsione ridicola questa secondo me di Giorgia. L'arbitro ravvisa un calcione, ma insomma Dovrebbe essere il terzo uomo in più per sì, Bogliasco credo di bene sì. in questo primo quarto con Prandini nel pozzetto. Criscuolo Sonia, vediamo, Bella giro questa. palla del Bogliasco molto molto buono e Ben Teresa organizzato. Cocchiere però spegne un po' il pallone in questo tiro. Sì, esce un tiraccio alla fine. 20 secondi alla fine. 20 secondi, questa è Esposito, calotta numero 11 per Mille Colori Esposito su uno dei 4 gol in questo primo quarto. Perna, vediamo 8 secondi ma sarà azione ligure quella di questi ultimi 8 secondi. Avanza Millo, vediamo 4 secondi, 3, 2, 1, proverà il tiro da distante, ci prova, prende la traversa e si conclude così il primo quarto. Zaccaria intanto lo vedete sullo sfondo da indicazioni per Sì, questa anche perché ultima azione permettere un ligure. tiro così semplice tutto sommato non è un buon segno. Per fortuna per noi la palla si stampa sulla traversa, però insomma andrebbe comunque controllata. Ecco, tutte intorno dunque a Giovanni Zaccaria, le ragazze della CSS Verona. Salutiamo nuovamente Francesca Cressoni che quest'oggi sarà in zona mista, quindi per le interviste. Francesca, come hai visto questo primo quarto molto velocemente? Ma sicuramente è abbastanza equilibrata come partita, le nostre stanno dimostrando di avere qualcosina in più secondo me. Dalla loro Bogliasco 4 uomini in più, noi ancora 0, loro un paio li hanno sfruttati e noi insomma le vedo bene. Mario Sinatra intanto da una parte, Giovanni Zaccaria dall'altra danno le indicazioni del caso per affrontare al meglio questo secondo quarto. Giovanni, ha giocato molto Giulia Carotenuto rispetto a sabato scorso. Vuol dire che comunque si sente bene, meglio, ben per noi perché... Bene, questo non lo so, meglio sicuramente. No, meglio sicuramente, ben per noi, e da fuori mi è sembrata essere bene in posizione, quindi adesso vedremo come continuerà la partita. Devo dire che tutto procede bene, anche se la partita di sabato scorso contro Firenze mi sembrava più in gestione da parte delle nostre ragazze. Oggi mi sembrano un po' più, come dire, contratte, tra virgolette. Forse comunque il non giocare per diversi mesi partite importanti, perché comunque un amichevole è pur sempre un amichevole, un po' si sente una dietro l'altra, può fare la differenza. Vediamo e speriamo che questo secondo quarto faccia un po' più di solco tra le due squadre, perché è fondamentale. Bogliasco sappiamo essere una squadra che non molla mai. Se date un'occhiata agli spalti come vengono ripresi tuttora da Avelia HD, sulla estrema sinistra Andrea Campara accompagna come sempre, stando vicino alla squadra, accompagna CSS Verona, accompagna le ragazze, accompagna quella che fino a questo momento è una bella prestazione, una buona prestazione da senza parte dubbio della CSS Verona. Si riparte dunque il secondo quarto con Esposito, Carotenuto, Bartolini cerca Borg, vediamo vai Borg, Elena. si alza moltissimo ma c'è Carlotta Malara, forse tiro
un po' centrale, visto dal vivo, ve lo devo ammettere, e non da schermo. Si riparte con la calotta blu numero 10. È quasi una del controfuga, Bogliasco. attenzione perché Criscuolo hanno una giocatrice, ci peccato. prova, ma c'è Nigro. Peccato per loro, non ha visto la sua compagna al centro libera, purtroppo forse nuotava con la testa bassa o è stata ben difesa e questo ha impedito un passaggio che l'avrebbe messa di fronte al portiere. Ben per noi, ripartiamo. Bartolini, vediamo, Siamo avanza un po' ferme, Chris siamo un po' Alogbo. ferme. Ancora per Avanti, Borg, Elena. vediamo Borg se prova a punire Carlotta Ballara, ci prova sul primo palo, una staffilata che si stampa sul palo e Un passaggio mal riuscito. era una sfida quasi da cowboy, 1 contro 1. In questo caso ha deciso di provare sul primo palo. C'è anche Vittoria Sbruzzi in acqua, vedo. Bene. Attenzione che potrebbe essere di nuovo una situazione di contropiede. Non scaliamo bene. Grande Divina che mette il fisico. Grande difesa. E mentre apprezziamo con il replay la parata di Nigro, anche Vittoria Sbruzzi compierà gli anni la prossima settimana, dunque tanti auguri anche alla appena citata Vittoria Sbruzzi. Si riparte con i 2 metri, Giovanni, se non vado errato. Sì, assolutamente, perché Divina ha deviato palla in angolo e quindi riparte a Bogliasco. Millo per Criscuolo. Però Claudia. ecco, mi sento dire che un paio di disattenzioni hanno rischiato di portare questa partita in parità e quindi registrare un po' la difesa, ragazze, forza. Criscuolo, Sonia in questo caso provano a Eccolo cercare lì. dentro. Questa espulsione. Provano a cercare Emanuela Mori, viene espulsa Giulia Carotenuto, vice capitano CSS, dunque uomo in più per Bogliasco Bene, il quarto. 1-2 con Millo e Criscuolo. Si cerca Buon giro Criscuolo, palla sempre, ancora attenzione. Criscuolo, Millo. Molto libera, qui poteva anche provare Prova il da tiro. distantissimo, velenoso questo Molto. tiro, ma si riparte con un nulla di fatto, si riparte dalle mani di Nigro. Chiama le compagne, non trova nessuna. Eccola che la guarda. Adele, 18 secondi per l'azione d'attacco. Giochelli e Peroni è entrata Avanti, a dare Giorgia. il cambio, a far rifiatare Carotenuto. Brava Vediamo Vittoria, guarda come si è Spruzzi, girata, è sola in liberissima, questo momento. peccato. Esposito, Si era girata vediamo cosa perfettamente. prova a fare. Numero di 1000 colori Esposito, dalla potenza alla delicatezza con i contragiri di questo bel pallonetto sul secondo palo, sul quale Malara non può fare nulla. Quinto gol della CSS Verona, secondo nello score per Esposito. Bene aver concretizzato questa azione d'attacco, perché la possibilità ce l'avevamo già in un primo tempo con una grande entrata di Vittoria. Per fortuna Adele concretizza e ci pensa lei. 5-2. Criscuolo, white leg. Vediamo Sbruzzi, Claudia Criscuolo. Grandi movimenti di Bogliasco in attacco, muovono tantissimo la zona del davanti al centro boa. Criscuolo prova a, diciamo, ingannare Nigro, ma fortunata ancora Era una anche in volta posizione, Ileni. devo dire che penso potesse prenderla. Si riparte da Winchester Bartolini. Avanti Giulia. Intanto l'azione veronese viene incitata dalle trombe, dai bandieroni, dei butei. Forza Giorgia. Giocali, Peroni, posizione del pistolero un po' nelle mani di Malara. Molto lontana, va bene comunque provarci. Attenzione a non prendere controfughe, mi sembra che sia tutto ok. Criscuolo, 4:40. 18 secondi per andare a concretizzare questa fine d'attacco. La Giro prima palla. linea di Bogliasco è altissima, poi però riescono a dar molto spesso palla al centro boa, con Giulia Bartolini che si trova. È stato fischiato solamente un fallo. Bartolini che Fallo va a alla favore di marcatura Bogliasco. di Mori. Sì, probabilmente abbiamo già Giorgia Peroni con 2 espulsioni, quindi cosa sta succedendo? Un po' di confusione in acqua. Ah, forse mancava troppo poco tempo. Fasi limpide di gioco. Non tantissimo, si sono un po' perse le ragazze. ragazze liguri. Ben per noi, forse si aspettavano un'espulsione al fischio dell'arbitro, invece è stato chiamato un fallo semplice. Torniamo in attacco. Bartolini
Bartolini, Giochelli, Peroni, 12 secondi. Esposito, vediamo cosa inventa Esposito questa volta. Era tentata a Esposito, ripetere. sì, 6 secondi, vediamo, ci prova Esposito, le viene tutto quest'oggi qui alle Montebianco, traversa rete per Adele Esposito, vedete 5 secondi e poco più per andare al tiro per Esposito, e Non si aspettasse Malara il tiro. ingannata da un tiro che tecnicamente, Giovanni, non perfetto. potrei definire come colpo, diciamo così. Ma era un tentativo di palombella, sicuramente un tiro molto morbido, e quindi l'ha calcolato male probabilmente Malara. 6 CSS Verona, 2 Bogliasco Bene, 3 minuti e 40 e qualcosa in più per la fine di questo secondo quarto. Attenti alla difesa, ragazze, forza, senza falli. Abbiamo un raddoppio sul Attenzione, centro. colpo preso da Elena Borg, che si ferma un attimo, colpo sicuramente involontario. Sul naso probabilmente, ma si è fermata. può ripartire, vediamo. No, perfetto, è già No, di avanti, avanti. direi che non si è fermata per niente, perché faccia a faccia con la Malara, questa volta la trafigge alla sua destra. Il verbo play di Avelia. Bisognava tirare là. Brava Elena, molto bene. Settimo gol. Proprio questo in questo secondo tempo, quindi brave le nostre ragazze che hanno messo la quarta e anche la quinta e hanno accelerato il ritmo, perché era fondamentale creare distanza con Bogliasco, perché sono ragazze di qualità e quindi potevano riagganciarsi subito. Un paio di cambi del coach Sinatra. Cocchiere, palla in mano per riprendere il gioco. Giulia Millo. Alto minutaggio per Vittoria, bene. Criscuolo sotto la marcatura di Braga e poi Millo sotto la marcatura di Sbruzzi, Anche parte senza fallo. centrale della vasca. Esatto, che siamo a metà campo, non c'è bisogno di falli troppo violenti. 11 secondi, Kuzupe prova Lasciare la palla. a liberarsi, vediamo cosa inventa. Non può tirare, anzi Ecco, commette questa... l'ennesimo fallo, vediamo, è ancora No, perna. Esattamente, non ha lasciato tirare Kuzupe, poteva tirare perché era sui 6 metri, quindi impeding totale. E peccato. tirerà, si stava preparando il colpo adesso la Kuzupe, vediamo, mancino tremendo, missile di Teresa Cocchiere, che non si capisce dove sia andato, perché era sembrava di fronte indirizzato alla verso la porta. porta. Bartolini, 2.33. Questo però. Vediamo, cerca Alogbo, vediamo Alogbo come riesce a liberarsi l'alligatore di San Lorenzo, guardate come va via. Non si capisce chi voglia espellere l'arbitro, perché era triplicata la marcatura in questo caso. Stiamo cercando di capire cosa è successo. Niente, fa ribattere. Esce l'espulsione c'è stata. Claudia Criscuolo, uomo in più per Verona. Giochelli, Peroni cerca Braga, passaggio troppo lungo, vediamo Bartolini, 6 secondi. Bartolini ci prova da distante, ma Millo e Malara difendono bene la porta in questo caso. E buffetto d'intesa tra le due giocatrici. Che ha sprecato qualche occasione per avvicinarsi. 9 secondi, lo vedete sullo sfondo di questa inquadratura. Senza fallo, Giorgia. Giochelli, Peroni, vediamo. Cocchiere cerca la compagna, ma troppo poco il tempo, Giovanni, per andare a concludere, e quindi si riparte da CSS Verona. Giulia Bartolini, ripartire. 1 minuto e mezzo di gioco ancora. Rifiatare anche. Bel passaggio al centro, grande. Mi dispiace per Malara. Allora, Giovanni, grande giocata, seppur molto lenta, di Crisalogo. Una deviazione maldestra della compagna della Malara, che manda fuori tempo completamente Bogliasco. Una sfortuna anche accanita. 8 CSS
sulle liguri. Scusa, troppe S. 8 CSS Verona, 2 Bogliasco Bene. Esce Perna nel frattempo. Capitan Prandini rientra in vasca. Vittorio Sbruzzi alza la mano per difendere l'azione d'attacco Buono del questa. Bogliasco. Ancora No, Giochelli no. Peroni su Cocchiere Hanno e una- Nigro c'è Mi ancora sento- una volta. Super divina Nigro, E già anche la detto, traversa, già detto anche sui social, oltre che sui siti internet di commento alle prestazioni della scorsa giornata. Divina Nigro davvero in gran forma. Sì, assolutamente. Noi ci auguriamo che possa essere vista anche dalle alte sfere e quindi chissà, magari ambire a posti in nazionale, glielo auguriamo. Ci Grande prova Giorgio Brandini. ora Giorgio Brandini, ancora la sua girata, così come sabato scorso. Anche oggi riesce a liberarsi alla marcatura della white leg e a infilare Malata ancora una volta in replay di Aveglia HD. Quindi Giorgia, come dicevi tu, è stata anche male in questi 2 giorni, quindi bravissima a essere anche sia presente che in acqua, quindi onore a lei. Capitan Prandini, è questo il ruolo che deve giocare anche un capitano Sì, durante senza le dubbio. partite, durante tutta la stagione. Palla un po' sprecata in questo caso dal Bogliasco Bene. Teresa Cocchiere, peraltro, Giovanni, note così di colore, ancora costume probabilmente Slacciato, con qualche sì, problema forse rotto, può essere, sulla può schiena. Finisce Si il secondo conclude tempo. il secondo tempo. CSS Verona ha fatto mosina, si potrebbe dire, di tutte le occasioni che ha avuto a disposizione. Bogliasco Bene ha aiutato a mettere in questa mosina diverse realizzazioni e quindi si va al cambio di campo con un Mario Sinatra, lo vedete. E chiaramente mima alle sue ragazze che bisogna tirare con tutta la forza possibile, perché altrimenti si può incappare nella sfortuna, un rimbalzo e un'ondina in acqua che devia il pallone. È successo un po' di tutto a Bogliasco in questo secondo tempo, purtroppo a volte la sorte gioca dei cattivi tiri, diciamo così, però bene per noi sicuramente. Non molla la presa Giovanni Assolutamente. Zaccaria sulla sfida e dunque avanti, ci prepariamo per il terzo quarto. Abbiamo detto, e così risentiamo la dolce voce di Francesca Cressoni, dicevamo che CSS Verona ha giocato diverse partite nel momento di pausa del campionato. Francesca, sono state a Porto per un grande torneo che le ha viste protagoniste, poi Ancona, Milano e Trieste, insomma tante amichevoli. Cosa vuol dire, Francesca, tu che vieni dal mondo della pallanuoto, cosa vogliono dire questi grandi momenti di pausa? Non è facile sicuramente mantenere la concentrazione, l'adrenalina agonistica, mantenere la concentrazione 2 mesi non sono tanti, e sicuramente lo sforzo da parte della squadra delle ragazze e di Zaccaria per essere al meglio anche in questi 2 mesi non è stato facile, ma le ragazze stanno rispondendo veramente alla grande. CSS Verona ha dato dimostrazione di avere mantenuto questa concentrazione, quasi averla aumentata in questo momento di pausa. Decisamente lo score è veramente a loro favore, sia oggi che sabato scorso. C'è già un margine notevole già all'inizio del terzo tempo, per cui veramente la partita fa ben sperare. Se vuoi salutare, Francesca, sei inquadrata in questo momento e quindi anche noi qua dalla postazione di Aveglia HD salutiamo, e lo facciamo come facciamo all'inizio di ogni partita, salutiamo tutti coloro che seguono la pallanuoto, seguono Aveglia HD, che riesce a donarci tanti sport, dalle bocce alla pallamano, e oggi, questa sera, la pallanuoto di Serie A, la pallanuoto femminile. Rientriamo con Giovanni e pronti per vivere questo terzo quarto, quando ancora una volta felicemente possiamo dire che le tribune delle Montebianco sono belle che piene. Sì, senza dubbio. Mi auguro che rimanga alto il ritmo delle nostre ragazze, perché comunque
sempre possibile abbassare la guardia e ritornare in partita non è così impossibile in questo sport, quindi ordine. Vedo che il nostro coach ha comunque tenuto alto e alta l'attenzione. Si riparte. Terzo quarto, 9 CSS Piano, qualcosa Verona, non quadra. 2 Bogliasco bene. Vediamo chi va a prendersi il primo possesso palla. È Successo un qualcosa? missile. Elena Borg. Successo qualcosa è successo. Time out. Allarme rosso. È successo praticamente... No, è stato chiamato un time out da Giovanni Zaccaria. Va bene. Scusate un attimo di confusione. Questo è successo E comunque. anzi, Vi Giovanni, ricordiamo- visto il momento, viste le giornate, che confusione. Sarà perché ti amiamo. CSS Verona. Mi dissocio da quello che ha detto il mio amico qui. L'ha inventata lui. Portate pazienza. Non poteva che essere così. Dunque, time out chiamato. Facciamo un po' d'ordine, Giovanni. E mentre vedete alle spalle Giovanni Zaccaria la sezione Cosenza della CSS Verona, dicevo, facciamo un po' di ordine. Time out chiamato da Giovanni Time out Zaccaria. chiamato da Giovanni Zaccaria. Sì, un time out probabilmente non lo so spiegare, mi dispiace, non ne ho idea del perché sia stato chiamato ora. Forse anche un errore può essere. Il primo comunque dei due, Sì, dei il due primo dei disponibili. due. Comunque si ritorna in attacco perché la palla l'abbiamo presa noi e quindi Si parte Si parte. con Borg per Marchetti. Borg cerca Bella, Braga, splendida azione sull'asse Borg Marchetti Braga, quindi time out è giocato servito. perfettamente. Ha segnato Ines Braga. dunque Oh no, Regina Ines Ines Braga. Braga. Secondo gol anche, Terzo gol. un terzo gol per lei in questa giornata. Campanaccio da corrida per i buttei della CSS Verona. Decimo per la squadra scaligera. Millo. Bene Vittoria Sbruzzi in acqua ancora, minutaggi per lei e anche per Mariam, molto bene. Prova da distantissimo. E questo è un White bellissimo leg gol. Rachel. Molto bello, inganna Sì, Nigro. una gran finta. E palla da una parte e il portiere dall'altra. Non se l'aspetta. Non abbassiamo mai la guardia, è importante qui, fondamentale. Spiazzata. Si riparte. Brandini. Si attende il via dell'arbitro. Giochelli Peroni sotto il controllo di Cocchiere. Esposito. Peroni. 15 secondi Mamma per mia. il tiro. Rischio Vai avanti, pericoloso. Peroni cerca Esposito. Esposito. Traversa. Prova da distante, traversa per lei. Si riparte da Bogliasco con i suoi 20 e più secondi per l'azione d'attacco. Rilancio lunghissimo del Bogliasco. Trovata Kuzzupè. Attenzione, perché Attenzione a Kuzzupè. Abbiamo visto Millo. un braccio caldo di Marcata Kuzzupè. da Esposito. Millo prova a cercare le compagne. 8 secondi per andare al tiro. Vediamo ancora Millo, vediamo se cerca nuovamente la Kuzzupè. Una buona difesa Esposito qui, un lotta raddoppio. come una leonessa e vediamo Palla a cosa gli favore, arbitri palla a decidono. favore. Si riparte da difesa veronese. Perna. I Andiamo tamburi avanti, accompagnano l'avanzata. Peroni. Avanti Perna. Veronica, avanti. Peroni larga per Braga, vediamo motoscafo Entra portoghese, dentro. entra, azione ai cavalli il motoscafo, Al limite questa secondo me. ma Lara riesce a arrivare in possesso del pallone. Attenzione che sono in uomo in più ora loro, perché Voglia, Ines sta bene. ritornando. Millo. Tenta Veronica senza espulsioni perché ho paura che sia già a due. Esposito cerca Ecco, dentro la appunto. compagna, bella, molto buona e senza fallo la difesa di Perna su Cocchiere. Di nuovo Nigro. Tempo che scorre veloce in questo quarto. Esposito 5:39.
Vediamo Esposito quale delle compagne cerca. Borg dice di no. Creiamo gioco, facciamo ordine. Esposito cerca Capitan Prandini, vediamo se riesce ad agguantare il pallone, ma si avventa come un fulmine Alessia Mauceri. Si va avanti e indietro a tutta velocità. Criscuolo, Sonia. È una difesa pressing quella di Verona adesso. Criscuolo, Palomba. Stiamo attente ragazze, stiamo attente. Un po' più di mira e Bogliasco si avvicina con calma. Era stata scavalcata. Attenzione. Grandi replay di Avelia HD. Precisi. Borg. E si esagera. Borg, vediamo, 6 secondi per andare al tiro, ci prova. 2 metri. Con una velocissima 2 metri. Dove Veronica sta scappando Perna. le ragazze? 2 metri veronese, infatti. Veronica è scappata anche per Perna tornare in dalla difesa, fretta. Si riparte dalle mani veronesi, azione d'attacco. 20 secondi per concretizzare. Capitan Prandini mette a posto calotta e cuffia. Prendiamo e Perna fiato. si prepara ai 2 metri. ...19 secondi... ...quindi è partito il countdown per questa azione d'attacco. Esposito. Millo su Esposito. Peroni, Giro palla marcata un da po' lento Cocchiere. qui, Rischiamo di dover buttare via Si palla. cerca ancora dentro Capitan Prandini. 5 Eccola là, secondi, Ines, poteva forza adesso Ines, 3 secondi. Ines Braga entra bene, bella Palomba, È una che però si posizione, stampa sulla parte centrale della traversa e si posizione salva difficile. Malara. poteva fare anche se da come destra una Palomba da lì non è banale. Siamo già di qua. Con Mauceri vediamo come intende muovere i passi di questa azione d'attacco. 15 secondi dal tiro, si cerca dentro Rigore questo probabilmente. Criscuolo e C'è. rigore a favore di Sì, Bogliasco Bene, un che chiaro- andiamo a seguire in piedi. una chiara ostruzione della nostra giocatrice, non ho visto di chi, però rigore che ci sta tutto. Forza Divina, la nostra para rigori. Sì, ne ha parati molti. Diversi, sì, molti. Ne ha parati molti Caterina Banchelli, però anche settimana scorsa. Insomma, abbiamo diverse pararigori nel nostro Il nostro campionato, senza dubbio. Vediamo Arbitri calottina blu Fanno rispettare le varie distanze, portiere sotto la contro traversa. calottina rossa. Una mancina, attenzione. Cuzzupè ci prova, missile Piazza della Cuzzupè. perfettamente. Quarto Grande gol rigore. del Bogliasco Bene, battuto molto bene dalla Cuzzupè. Piccolo dialogo tra Giovanni Zaccaria e uno Proviamo a dei vedere due se arbitri. abbiamo Giovanni, degli intanto se aggiornamenti. vuoi andare a scovare quelli che sono stati i risultati, gli altri risultati di questa 10ª giornata del campionato, intanto sfila davanti a noi Veronica Perna. Sì, li abbiamo, Ale. Allora abbiamo un Firenze che vince contro Ancona 11-8 e un Padova che batte Rapallo 16-5, quindi importantissima. Batte Rapallo fuori casa. Batte Rapallo fuori casa, certo. Importantissima vittoria per noi, portare a casa questi 3 punti, perché andremmo al 5° posto a pari merito con Milano, quindi 4º, 5° posto. Non sarebbe affatto male. Forza ragazze, quindi concentrate. E poi Verona ha regolato Trieste a Trieste, giusto? Sì, ma non Bene. Verona, ma Roma. Roma. Calottine bianche della CSS. Esposito, vediamo, cerca dentro Chris Alogbo. Palla al centro sbagliata qui. Di nuovo C'era già una mano in anticipo di Bogliasco. Malara cerca Criscuolo. Mariam sempre in acqua, molto bene, sono molto contento. Criscuolo per la compagna, mancano 9 secondi per il tiro. Teniamole là, teniamole là.
ancora molto distanti, non può che tirare da distantissimo. Parata a 2 mani con Nigro, ma fallo, e quindi qui. ancora azione potenzialmente pericolosa per Verona. Sì, non credo che una ci bella sia. azione d'attacco per il Bogliasco. Si riparte. Vediamo i 20 secondi come verranno preparati e finalizzati da Bogliasco Bene. Millo cerca Rogondino ancora la palla, 10 secondi, ci prova un po' un tiro alla disperata del Bogliasco Bene. Tempo che stringeva purtroppo, e quindi Bogliasco che si trova a fare un tiraccio. Buona difesa però veronese, quindi brave ragazze, attente. Rientra Carotenuto tra i ranghi, rientra in vasca dopo essersi data il cambio con Gio Peroni. Carotenuto, peccato. Non riesce a arrivare però Non la ho capito palla che tra le fallo sia mani stato. Bartolini, però fallo commesso da Verona e dunque si riparte Forse con azione d'attacco del bell'anticipo qui, bell'anticipo di Giulia Carotenuto, con espulsione anche, credo, su di Carotenuto lei. cerca Logbo, molto larga, la vediamo intanto oltre le inquadrature. Bartolini che viene trovata in questo momento, 2 metri, quindi gol non valido. Peccato, perché era un bellissimo contropiede questo nostro. Attenzione a non Criscuolo. prenderlo. Intanto Adele sta... Esposito contro la Mamma mia, Criscuolo. che spreco Bogliasco, santo cielo. Qui Vediamo il Sinatra bel sarà replay. furioso. Guardate, Un passaggio di troppo, e Divina fa una gran parata senza dubbio, però un peccato enorme di Bogliasco. Verona 4, Bogliasco Bene. Carotenuto. Braga, la lancia portoghese, 8 secondi per andare al tiro. Vediamo cosa prova a Supera inventare. Superines, Bellissimo. fa un numero. 2 Però, metri ancora vengono fischiati. Però gustiamoci questo. Viene chiamato 2 metri a... Non so dire, onestamente. Da vedere in questo caso. Nuovamente per il Bogliasco con Criscuolo. Bella palla di centro. No, anche se invece ottengono un'espulsione, era un passaggio sbagliato. Cerchiamo di difendere bene, concentrate. L'uomo in più è un fondamentale comunque da non sbagliare anche in difesa. Bellissimo intervento di Adele, attenta, anche se il passaggio era molto sbagliato. Ripartiamo noi, ultimi 35 secondi. Giulia Bartolini torna in avanti Adele. Vai Mariam in mezzo, rimane fuori Giulia Carotenuto. Belle, 1, 2, 3, 4 finte. Tiro un po' centrale, si poteva fare qualche passaggio in più forse. 10 secondi per Bogliasco per finire l'azione a fine tempo. Pressing asfissiante di Adele, non si va da nessuna parte qui. Finisce il terzo tempo, si va per l'ultimo tempo sul 10-4. Brave ragazze, hanno mantenuto ciò che avevano costruito nel secondo tempo, e quindi un ottimo risultato, un terzo tempo importante, terzi tempi che spesso ci hanno giocato brutte sorprese, quindi un buon passo avanti secondo me. Bogliasco purtroppo un po' sprecona quest'oggi, devo dire, quindi si devono mangiare un po' le mani, perché qualche possibilità l'hanno avuta per avvicinarsi perlomeno, e quindi vediamo un po' sconfortato il loro tecnico. Cambio di campo intanto forse anche per i due arbitri. Sì. Cambio di versante, mentre anche se no, Mario Sinatra lo fanno al secondo. Li vediamo qua vicini, vediamo in che modo decideranno di posizionarsi. Mario Sinatra dà indicazioni alle sue ragazze, mentre il bandierone blu sventola.
qui alle Montebianco. Ultimo quarto dunque Quando ci rivediamo qui in di casa? questa giornata, e per rivedersi poi Giovanni con la prossima giornata di campionato, che sarà il 21 di marzo. 21 di marzo, primo giorno di primavera, saremo ad Ancona, piscina Il Passetto, per Ancona CSS Verona. Saremo nuovamente qui alle Montebianco il 28 di marzo con una sfida importantissima con Milano. La partita era stata all'andata molto divertente in quel di Lodi, e vogliamo sperare che sia così, persa di una realizzazione, e vogliamo sperare sia così anche qui alle Montebianco, una partita tutta da vivere. Poi c'è Padova con il derby veneto il 4 di aprile. Poi non ci si ferma più solo poi per Pasqua. Poi c'è Roma, poi c'è Rapallo, sì, poi si va via si dritti, va fino in fondo. Si va fino in fondo a questa stagione, che per il momento si preannuncia positiva, e anzi ci fa ben sperare in un esito ancora migliore dell'anno scorso, dell'anno precedente, quindi speriamo che le ragazze continuino così. Ultimo quarto, una frazione questa volta è del Bogliasco, la prima azione. Millo, cerca le compagne, fallo commesso, 14 secondi per andare al tiro. Va dato atto a Bogliasco di un grande movimento fino alla fine lì davanti, brave davvero, forse poco precise, però non hanno mai mollato, senza dubbio. 4 secondi, molto buona la difesa, palla che viene buttata lì, poiché sono finiti i secondi a disposizione. Dunque Elo Castagnini, avanti Eleonora, Esposito, forse fallo in attacco, sì, c'è una trattenuta, qui anche un contatto, se non vedo forse. male è entrata anche Elena Falconi in porta per Bogliasco Bene, dando il cambio a Malara. Grande girata qui, triplicata, è riuscita ad impugnare la palla e tirare, peccato per la conclusione, però buon movimento, bella azione qui di Bogliasco. Bartolini, attenzione Giulia, caro tenuto, zona pistolero, ci prova e riesce a realizzare l'11° gol veronese. Giulia Carotenuto, a segno pure lei, tiro delicato, preciso, senza grandi marcature. Abbiamo fatto notare che hanno cambiato portiere a Bogliasco nella squadra, però gran gol di Giulia qui, precisa, molto lontana, devo dire, la piazzata là sotto, brava. Rainer, Millo, 20 secondi, Santinelli, Millo, ancora Santinelli, vediamo. Ci può stare qui il tiro, sul secondo palo. Cerca la compagna. Bravissima, grande rovesciata. Cerca, l'attende, aveva il secondo a disposizione, cerca Cocchiere che riesce a girarsi bene. Molto brava qui, anche perché con Giulia, e addirittura Chris in raddoppio, si gira perfettamente. Chris si lamenta perché si poteva marcare un po' meglio la giocatrice, però dai, unite ragazze, forza. 11 Verona, 5 Bogliasco Bene. Alogbo, Carotenuto, Bartolini, Borg, Esposito, tutte in vasca per questo ultimo quarto. Borg cerca Bartolini, Ha tenuto palla in mano, ci sta. Un buon inserimento di Giulia, però con una buona difesa. Espulsione qui da parte nostra, nostro numero 11. Esposito dunque nel pozzetto. Uomo in più per Bogliasco. Buon giro palla sempre. Millo. Attenzione alla bella entrata lì. Si muove sempre molto Bogliasco. Cuzzupè. Attenzione sul primo palo. Millo.
E 5 addosso, brava secondi per Giulia. andare al tiro, però deve tirare. Qui. Una selva di braccia. Tiraccio, Veronesi fa in modo che la palla arrivi tranquillamente tra le mani di Nigro, che rilancia subito Esposito, rientrata dal pozzetto. Va via come un treno. Ancora Esposito. Grande forma atletica. 11 secondi. Ancora caro tenuto. Vai Elena. Vediamo, ci prova anche lei. Peccato. Sul palo questa volta. Ben piazzata anche questa. Bel tiro da lontano. Però si spalma sul palo. Attenzione, Vediamo. che siamo già dall'altra parte. Bogliasco. Bene, Rogondino. inserimento Una volta Nilo, ma si riparte dalle calotte bianche, si riparte da Esposito, si cerca caro tenuto. Avanza 20 secondi. Bartolini. Espulsione qui. Vediamo chi è a finire nel pozzetto questa volta. Numero 6. Peccato. Si prepara bene. Rigore ci sta qui. Scappa sì. però No, non è rigore. dalle mani di Alogbo. È rigore proprio perché super trattenuta su Alogbo, che conquista il rigore. Da parte di Kutsupe, se Sì. non sbagliamo nel pensare che fosse la calotta più vicina Sì, ad Alogbo. credo di sì, sia stata lei. È Bartolini, Winchester Bartolini, rigorista di fatto della CSS Verona. Sì, sì, senza dubbio, prescelta. Ci prova. Gran rigore, tirato una gran bomba, schizzo sull'acqua, sopra il portiere, palla che sbatte sulla traversa e entra in porta. Brava Giulia. 12 CSS, 5 Bogliasco. Mette in cascina ancora qualche gol Bartolini per la classifica cannonieri. Sì, verissimo. E questo fa bene a lei, ma fa bene soprattutto alla CSS Verona. Più 7. Millo. Giro palla Giovanni, molto pressato ancora Sì, stiamo in difendendo questo bene, quarto devo da dire. Verona. Sbruzzi, guardate Brava che grinta Vittoria. da parte di Vittoria Sbruzzi. 7 secondi per andare al tiro, molto alta, c'è Borg là intorno al birillo bianco della ci vasca. sta. Tempo E finito. palla nelle zone della panchina presidiata da Giovanni Zaccaria. Ultimi 4 minuti di gioco qui alle Piscine Montebianco. Bellissimo passaggio Questa volta è Brava Vittoria. E Eleonora gran gol di Castagnini. Eleonora Castagnini. Passaggio di Vittoria Sbruzzi, però l'illusione del gol. Ah, non era gol. No. Chiediamo scusa. No, troppo stretto L'angolo. tiro di Eleonora Giusto. Castagnini. Kutsupe. Attenzione. 6 Millo. Giovanni, tanto ti ricordo Dimmi tutto. così a mo' di cronistoria che l'ultima volta che CSS Verona ha incontrato Bogliasco bene sei finito in piscina qui È vero, alle è Montebianco, poiché l'anno scorso aveva significato Un la anno fa. vittoria e mi è venuto in mente proprio da quella posizione diversi gol di Giulia Kutsupe. Ti Mi ricordo che il tuo bel bagno in piscina per la promozione matematica ti ricordo della CSS che Verona. ci sei finito anche tu. E dunque 3 minuti 20 secondi e Giulia Millo con la Attenzione, calotta forza 6. Eleonora, addosso qui. L'abbiamo vista davvero da tantissime parti della vasca Giulia Millo, Ha fatto moltissimo. Lei e Kutsupe hanno dato anima, cuore, e cocchiere fiato. sicuramente, poi Sì, senza dubbio. anche altre. Sembra stregata la porta di Nigro. Sì, non gli si può rimproverare il non averci provato sicuramente, perché ci hanno provato veramente fino all'ultimo. Borghe, bell'intervento di Elena Falconi Sì, in questo caso. Si tira su molto bene, bravo il loro portiere. Rilancia Si va avanti e indietro. per Millo. Millo, vediamo se allarga là dove non arriva a Logbo in difesa. C'è la calotta blu numero 3 di Johanna Reiner.
Ancora Kutsupe ci prova e forse Giovanni questa è la fotocopia di uno dei gol dello scorso senza anno, dubbio, con una Divina Nigro che può solo toccare su un tiro potente di Giulia Kutsupe. e devo dire che numero come 4, mancina è molto fenomenale, lei è molto brava. Si rimprovera Divina, poteva prenderlo questo, forse un attimo di ritardo nel partire per andarla a prendere e Giulia fa un gran gol qui. 12-6, ultimi Elo campo. Castagnini rifiatano intanto in panca Veronica Perna, che ha bisogno di un po' di riposo. Perdiamo una palla un po' sanguinosa qui, grande giro, e questa è rigore. La palla Giorgia Peroni No. esagera No, forse, solo espulsione, esagera chiedo scusa. forse con la difesa e finisce nel pozzetto. Inizia a mancare un po' di ossigeno anche a Bogliasco, credo. Sbruzzi, forza Sbruzzi. Trattenuta leggermente. Sbruzzi, 1 minuto e mezzo ancora di gioco, cerca distante. Bel passaggio anche questo. Alogbo trattenuta, in questo caso fallo commesso da... Espulsione, sì, ci sta. Vediamo se riusciamo a scrutare la Numero- calotta là in fondo, dovrebbe essere Credo la il numero calotta 3 della Rainer. E secondo time out chiamato da Giovanni Zaccaria. Sì, espulsione che ci sta tutta, non fischiata inizialmente correttamente perché Chris manteneva il pallone in mano, fischiata poi perché il fallo ci dava tutto e la giocatrice la stava affondando. Organizziamo questo forse ultimo uomo in più, vediamo un po' che cosa riusciamo a mettere in acqua. Non vorrei tra l'altro sbagliare citando la partita dello scorso anno pro col Bogliasco, che ha visto uno dei due direttori di gara identico, quello inquadrato in questo momento. Può essere. Alla quale Ricordo siamo stati Giovanni, redarguiti. Allora ricordo era lei. Giovanni che era accanto a noi in postazione mentre dirigeva la gara e in non poche occasioni ci ha fatto presente, presente di mantenere dei abbassare toni i toni. consoni alla partita. Toni che ovviamente in spreco. termini di decibel Certamente, e non di certamente, contenuti. no, mai. 1,19 Spreco da giocare. Non abbiamo ben capito che controfallo sia stato fischiato, però è stato buttato via un uomo in più così E Sinatra fischia questa e volta usa il suo time out. Comunque, devo dire una partita ben gestita dalle nostre ragazze. Il primo tempo magari un attimo di controllo e gestione, anzi in realtà di misura dell'avversario. Poi però il resto della partita devo dire più gestita, ecco, qui sì, anche in questo quarto tempo i ritmi sono chiaramente calati, però la distanza è rimasta tale quale, quindi bene così. Eccoli i Butei della CSS Verona, capitanati da Loris Castagnini, lo Abbiamo possiamo visto dire, tamburo imperiale Anche bianco-rosso. delle nostre ex giocatrici in tribuna, Michela Sbarberi, Maria Verzini e una è qui accanto a noi, Francesca Cressoni, che non è ancora ex giocatrice, Francesca Cressoni, in perché zona mista quest'oggi intervisterà Giovanni. Sceglieremo insieme a ma lei certo. chi andare a pescare per l'angolo delle interviste quando manca poco più di un giro di lancette alla fine di Anche questa Luna Cardi, partita. adesso che guardo, troppe ex, tornate a giocare tutte. No, è uno scherzo, è uno scherzo. Millo, Ultimo minuto di gioco. Kutsupe marcata da Esposito, ancora Kutsupe con Esposito, Forza Eleonora, esci da lì, esci da lì. intanto Addosso, Marian addosso. Marchetti supervisiona là dietro. 46 secondi alla fine di questa 10ª giornata di campionato, si sono concluse, l'abbiamo detto durante questa diretta di Aveglia HD, le altre partite con le vittorie diciamo così da programma Sì, in questa sì, giornata. non ci sono Giovanni. state Non sorprese. ci sono state sorprese. No, no. Bartolini,
ci prova. Tiro. Un rimbalzo che la tradisce forse. Non ci sono i 2 metri, si riparte da Falconi. Ultima Ha azione, giocato credo, della l'ultimo partita. quarto, tutto per lei. Kutsupe cerca. Questa è una buona parata, brava Divina davvero. Attenzione. Cenno Forse di intesa viene tra dato- gli arbitri, c'è un rigore. Viene forse perché è stata trattenuta nel momento del tiro. Si vede di sì. Johanna Reiner contro Divina Nigro. Vai Divina, forza. Spiazzata anche in questo caso, settimo gol Bogliasco È un Bene. 12-17 che mi sento di dire che Bogliasco merita, per quanto sia una sconfitta, però non è così cocente e solenne come poteva esserlo, perché non lo meritavano. Le azioni le hanno create, un po' di sfortuna e un po' di imprecisione poteva rendere il passivo molto più pesante, invece un 12-17 perlomeno le manda Tutti manda da a gestire casa. questi 13 secondi, vediamo se vanno verso la porta o se Giulia Bartolini così, Un mega pressing aggressivissimo. scusa il neologismo, gingeggia un po' a metà vasca. No, è ancora Verona che cerca ancora il tiro. E La finisce partita finisce con il pallone nelle mani della calotta 13 del Bogliasco Bene, 1951, Elena Falconi. Dunque, qui dalle piscine Montebianco, 12 CSS Verona, 7 per Bogliasco Bene 1951, mentre le ragazze delle due squadre salutano il pubblico, ringraziano la giuria e Francesca Cressoni va a cercare Giulia Bartolini. chi andare a intervistare. Giulia Bartolini. Noi andiamo con pubblicità. Avelia HD in pubblicità. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Ben ritrovati qui alle piscine Montebianco di Verona. Si è appena conclusa la 10ª giornata di campionato, la prima giornata di ritorno. 12 CSS Verona, 7 Bogliasco Bene 1951. Giovanni, una prima giornata di ritorno, dicevo 10ª giornata di campionato, che posiziona CSS Verona in una posizione alta della classifica. È ben vero che la sfida
tra Roma e Trieste, che ha visto vittoriosa Roma, fa in modo che le romane stacchino leggermente CSS Verona, altrimenti quest'oggi poteva essere addirittura un quarto posto. A pari merito con Milano dovremmo essere quarto o quinto posto a pari merito con Milano, quindi Roma dovrebbe essere sopra. Quindi Mentre, allora facciamo così, mentre Dimmi. noi andiamo a leggere con Certo. attenzione la classifica rinnovata, vedo che Francesca Cressoni è pronta con Giulia Bartolini in zona mista, e dunque a te Francesca. Buonasera, ecco qui con noi una delle protagoniste di questo campionato, di questa giornata e anche della scorsa, autrice di una rete oggi e 5 reti la scorsa partita, Giulia Bartolini. Giulia, 3 punti, un successo, 3 punti preziosissimi, raccontaci la partita. Allora, buonasera a tutti. E devo dire che con i 3 punti della scorsa settimana, che anche quelli erano punti molto importanti, e quello di oggi continuiamo la nostra scalata verso le prime posizioni della classifica, che è un po' l'obiettivo che ci eravamo prefissati quest'anno, quindi migliorare l'anno scorso e Chissà. Intanto la CSS guarda in alto e smette forse di guardare indietro. Verona raggiunge Milano a 18 punti, che perde martedì in casa contro l'Orizzonte, e quindi questa partita come la scorsa ci fa ben sperare. E state sognando? Allora, di sicuro stiamo sognando, però è anche vero che stiamo lavorando molto, stiamo provando cose nuove e il nostro allenatore Zaccaria sta provando veramente tutta la squadra, sta inserendo le giovani, sta facendo crescere tutte quante, e questo è molto importante. E in queste partite penso che si sia visto la differenza fra avere una panchina, come si dice, lunga, quindi con 13 giocatrici che possono giocare, entrare, scambiarsi ruoli, piuttosto che avere 7-8 giocatrici che non vengono mai cambiate. Questa è la nostra forza. Devo dire che c'è stato qualche problemino intestinale, ma a voi non è interessato. Le ragazze hanno sconfitto anche qualche infortunio che è venuto durante la pausa, e anche questa notte non ha aiutato, quindi tanta roba. Diciamo che non abbiamo cominciato l'anno nel migliore dei modi, perché appunto abbiamo al momento 3 infortunate in squadra e appunto stanotte c'è stato qualche altro malessere, ma nonostante tutto l'allenatore ha detto prima della partita: se siete qua è perché volete essere qua e perché ci volete provare, e questo è lo spirito. Noi ci proviamo sempre, non molliamo mai e cerchiamo di dare il massimo nonostante tutto. Veramente, l'avete dimostrato sia oggi che sabato scorso. Adesso una lunga pausa. Cosa ne pensi? Cosa vi aspetta? Mi sa allenamenti durissimi e che cos'altro? Allora, innanzitutto come prima cosa ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo al 7 Rosa, che appunto questo è il motivo della nostra pausa. Loro si giocheranno la qualificazione olimpica, molte le conosco, quindi forza ragazze, fino alla fine non mollate. Che insomma c'è un sogno ancora da prendere e da raggiungere, quindi in bocca al lupo a loro. Per quanto riguarda noi ci aspetta giusto qualche chilometro di nuoto. Mi sa che Giovanni non si risparmierà. Mi sa anche a me, no. Credo probabilmente la società assieme a Zacca, come lo chiamiamo, organizzerà delle amichevoli per mantenere alto il tasso agonistico, quindi probabilmente vi toccherà fare qualche trasferta, perché le ragazze si recano a Milano, sono andate a Porto, sono andate di qua, di là. Sì, noi non ci fermiamo, sicuramente le amichevoli saranno importanti per poter mantenere il ritmo di gioco, quindi grazie anche alla società che ci permette appunto di spostarsi, di muoverci e di tenerci sempre allenate al meglio delle nostre possibilità. Quindi prossimo appuntamento il 21 marzo Ad Ancona però. ad Ancona, esattamente fuori casa, alle Esatto. piscine del Passetto. Esatto. Quindi sarà una nuova battaglia. Anche quelli, sì. E guardiamo in alto. Che Noi guardiamo in alto, come si dice, e lavoriamo per raggiungere chissà quale obiettivo. In bocca al lupo, grazie Giulia. Grazie a voi. E buona serata. Grazie. E passo la linea ai colleghi, vi ringrazio, ci diamo appuntamento il 21 marzo con la prossima partita e poi successivamente in casa. Grazie e parola
a Giovanni e ad Alessandro. L'hai detto Francesca, prossimo appuntamento 21 marzo ad Ancona, Piscine del Passetto. E Giovanni, abbiamo visto un po' negli occhi di Francesca, citando le Piscine del Passetto, quella nostalgia per quella sfida dei playoff che ha visto CSS Verona promozione. lanciarsi verso il grande campionato di A1, quello che vi abbiamo raccontato in questo pomeriggio grazie ad Avelli HD. L'ha detto Francesca, l'ha detto Giulia Bartolini nell'intervista, la pallanuoto non va in letargo. No. È vero che bisogna finire l'inverno, arrivare al primo giorno di primavera per l'11ª giornata di campionato, però in mezzo ci sono degli appuntamenti molto importanti, primo fra tutti il torneo preolimpico di Trieste, dove le ragazze del Sette Rosa devono andare a conquistare quel pass per Tokyo che le deve vedere in terra nipponica e sicuramente Giovanni da protagoniste. Ce lo auguriamo. È veramente tutto dalle Piscine Montebianco. Ci è venuta un po' di fame in questo inizio di serata veronese. Buona serata. Da Avelli HD è tutto, da Alessandro Fedrigotti e Giovanni Polo. E Polo è tutto, grazie ad Andrea Colognese in regia, Gianni Patuzzo, Alex Veronese alle camere. Alla prossima e continuate a seguire Avelli HD.